Ed eccoci, ci addentriamo in quella che è la gara, i campionati europei di mountain bike. Siamo con l'organizzatore Massimo Panighel e con lui cerchiamo di approfondire, cerchiamo di capire con te intanto quali sono le particolarità di questo percorso che all'ultimo vi ha anche creato qualche disagio, perché il Piave ha fatto i capricci. È proprio il caso di dire che il Piave ha mormorato perché non ci dà la possibilità, per questa piena originata dal brutto fine settimana scorso, non ci dà la possibilità appunto di attraversare il Piave dove originariamente era previsto, cioè nel Regio della Battaglia con un ponte prefabbricato. Tu da poco hai avuto la riunione con i team, come ti sembrano queste squadre? Ma sicuramente il livello della manifestazione è di alto livello perché abbiamo veramente degli ex campioni del mondo che partecipano. Se ricordiamo solo tra le donne abbiamo una Gurita Dale, vincitrice 8 volte del campionato del mondo di un'Olimpiadi, quindi tasso tecnico elevatissimo. Preoccupati per il caldo, non tanto per la lunga distanza, per questo allungamento, ma per il caldo perché si prevede veramente una gara veramente dura, una gara bollente oserei dire. Ecco, punti critici e grandi sfide. Ma il percorso, vedendo l'altimetria, sembrerebbe un percorso semplice perché il Montello non va oltre i 380 metri di Santa Maria della Vittoria. Ci sono 36 salite però, ci sono 36 denti che sicuramente si faranno sentire sui polpacci della gente. Previsioni così, di vittoria, chi vediamo nei podi? Ma la squadra svizzera favoritissima sia tra le donne che tra gli uomini, indubbiamente. Ovviamente da italiano batte il cuore italiano, anche perché io spero che gli italiani nella mountain bike facciano meglio della nazionale di calcio, quindi sicuramente io tifo Mirko Celestino, che è venuto 2 volte a Montebelluna, ha vinto 2 volte negli ultimi 2 anni, è campione italiano in carica, è una persona squisita, è un ex professionista su strada, è entrato nel mondo della mountain bike da 2 anni e si è dimostrato veramente un grande uomo oltre che un grande campione. Non solo sport, Massimo, tu hai voluto anche tanti eventi collaterali, perché? Questi grandi eventi non devono essere finalizzati solo alla parte sportiva, ma devono essere anche un'opportunità per il territorio. Il territorio però ci deve credere. A tutta mountain bike. A tutta mountain bike. Grazie Massimo, noi ci vediamo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi andiamo a scoprire, a conoscere i campioni che sono presenti qui e che saranno sul pedale. Anche la casatella trevigiana DOP è a rischio imitazione. Un prodotto sano, buono e di successo che dà garanzie ai consumatori perché è certificato e locale. Fa gola infatti anche le stofanti che non hanno remore nello spacciare prodotti taroccati. E quando si parla di agroalimentare il rischio è che siano anche non salubri. L'allarme è stato lanciato da Lorenzo Bruniera, presidente del consorzio di tutela della casatella trevigiana DOP, che ci tiene a sottolineare come questo formaggio sia realizzato solo con latte di casa nostra. Tutta la filiera viene controllata dall'inizio, dai campi, per poi arrivare alla stalla, le nostre vacche che devono essere tutte nella provincia di Treviso, i caseifici che devono essere della provincia di Treviso, la filiera è dall'inizio alla fine e poi viene distribuita sul Veneto e l'Italia, perché in questo momento questi sono i nostri mercati, auspichiamo di poterla far assaggiare anche lì fuori del nostro territorio. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore all'agricoltura della provincia di Treviso, Marco Prosdocimo, che guardando al prossimo Vinitaly 2011 vede bene la casatella tra i protagonisti di Casa Treviso. Casatella trevigiana e anche i produttori d'olio trevigiani ci stanno perfettamente in questa programmazione e sarà nostro compito entrare in contatto con tutti i portatori di interesse trevigiani per essere presenti ad alto livello al Vinitaly il prossimo anno. L'attenzione anti-imitazioni intanto è alta, come aggiunge lo stesso presidente del consorzio DOP. Cercano di copiare il prodotto come fatto, come pasta, cercano di copiare la confezione esterna, per questo che diciamo ai consumatori guardate bene la confezione perché ci sono cose che sembrano simili, ma poi simili non sono. Ai consumatori il compito di leggere attentamente le etichette, di riconoscere il marchio DOP ed eventualmente, come è successo per le mozzarelle tedesche di colore blu, denunciare prontamente le anomalie presenti nei prodotti. C'è un disciplinare che regola le produzioni della casatella, quindi sicuramente è un prodotto trevigiano inimitabile e quando apri la confezione resta bella bianca e fresca e che non si trasforma in un prodotto blu o celeste. A Conegliano si è fatto il punto sul comparto vino, con il convegno Lo stato del vigneto veneto e prime previsioni produttive per il 2010. Buone notizie per il settore vitivinicolo veneto.
Nonostante la crisi, la nostra regione si conferma leader nazionale nella produzione di vino e anche le esportazioni hanno avuto solo una leggera flessione. Un settore, quello del vino, da sempre sostenuto con forza dalla Regione Veneto. Sentiamo a proposito l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Innanzitutto con la promozione interverremo sicuramente sui paesi terzi, i cosiddetti paesi BRIC, anche oltre il classico europeo, ma soprattutto i paesi che hanno un PIL importante come il Brasile, India, Cina, che hanno una crescita notevole, ma anche poi invece nel mercato italiano facendo incami, quindi chiamando i grossisti, quelli più importanti, quelli che hanno veramente efficacia rispetto all'agricoltore, portarli anche nel nostro territorio per far conoscere non solamente il nostro prodotto, ma anche l'imprenditore, ma anche il territorio, la cultura da una parte. E poi invece una serie di interventi entro 8 mesi che sono legati alla sburocratizzazione, che sarà un pool che guiderò personalmente. Il vino veneto è sinonimo di qualità, un'eccellenza che i consumatori possono scegliere ogni giorno sugli scaffali dei supermercati. Un appello dell'amministratore unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. Cercate di consumare qualcosa di meno, ma consumate cose egregie, cose nostre, cose di cui sapete la certificazione, la qualità e soprattutto la provenienza, perché guardate che mettere sulla tavola cose di cui non sapete la provenienza, prima o dopo qualcuno pagherà a livello di salute questi prodotti scarsamente genuini. La genuinità dei nostri vini è certificata dalle tante DOC e DOCG che i nostri produttori hanno meritato. Una famiglia, quella delle denominazioni, che si allargherà con la DOC Venezia. Per tutti quei vini che sono internazionali, cioè che non hanno un legame forte con il territorio, come lo Chardonnay, come il Merlot, come il Cabernet, come 1000 altri prodotti che in qualche misura non hanno un legame col territorio, quindi non sono consolidati, costruiremo una DOC Venezia che sarà un'unione tra il DOC Venezia, tra la DOC Piave e l'Isonpra Maggiore. All'interno di questa DOC Venezia, quindi con un brand tanto importante, ci saranno i vini internazionali, quindi promossi con un brand qual è quello di Venezia, che è riconosciuto in tutto il mondo. Ed eccoci, dopo aver sentito gli organizzatori, siamo venuti ad incontrare un po' la madrina di questo grandissimo evento. Con noi Rita Dale, un nome davvero che così riassume tutto quello che è la passione, lo sport e anche il successo della mountain bike. Rita, I see that you have signed a lot of autographs today. Yeah, it's also part of the job as a professional mountain biker, so it's also a nice part of it. Yes. So, what do you think about this race and in particular the place in which the race will take place? We love Italy, so just being here is enough for us. But I think the region here is a region where a lot of passion for cycling is located. Yes. We have been here several times for many, many years already. And I think also the course here, looking at it, without having been riding it, you think, oh, this is probably an easy mountain bike course because there are no high mountains. But getting out on Montello, riding this course, it's not at all easy. But at the same time, they made it really hard, but they made it also really fun to race in. So I think it's the best combination you can have. Yeah. And what do you think about the weather and so the heat of today, and I think it will be also tomorrow? Yeah, it will be. The heat tomorrow will be tough. For me, coming from Norway, hadn't had much summer so far this year. We love that we finally got some summer. And normally I don't have really difficult with heat. But for sure, if I'm not focused on drinking a lot the first 2 hours, I will suffer a lot in the end and for sure not be able to fight in the top. Okay, Rita, good luck. Thank you. We will follow you with our cameras. Noi ci vediamo un po' di pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di Cronache Trevigiane con tantissime novità da questa gara ai campionati europei di mountain bike qui nel Montello.